non siamo orgogliosi di quello che non è, attenzione, il passato, ma che è attraverso il passato la continuità. Noi siamo un qualcosa di particolare, non dobbiamo perdere questo riferimento a quello non che eravamo, a quello che ancora potenzialmente siamo e che dobbiamo mantenere vivo per poter continuare. Ricordare il passato con lo sguardo rivolto al futuro. L'epidemia di coronavirus ha inevitabilmente reso questa festa di San Marco diversa dalle altre, ma nella sua lunga storia Venezia ha saputo affrontare e superare tante difficoltà. Proprio il gonfalone esposto alle finestre delle case simboleggia allora la volontà di una città pronta a ripartire. È stato sempre il simbolo al quale ci siamo riferiti e per il quale e attraverso il quale, con l'aiuto del quale, noi abbiamo creato quella grande storia che ci inorgoglisce, va bene, che è una storia sicuramente fatta di passato, ma che ha costruito quello che è comunque un futuro non soltanto per noi veneziani e veneti, ma esempio per tutto il mondo. Costretti a casa dalle norme anticontagio, i veneziani possono comunque rinnovare le tantissime tradizioni che si legano a questa ricorrenza. Ci sono come posso dire, si snoda la festa, per esempio anche a livello culinario, cioè che cosa mangiava per esempio il doge, o quantomeno che cosa mangiano i veneziani e i veneti il giorno del 25 aprile. C'è un piatto che ci invidia tutto il mondo, orgogliosamente è nostro, e sì, risi e bisi. Il doge il 25 aprile, va bene, non soltanto lo mangiava, ma lo offriva anche ai veneziani attraverso il Palazzo Ducale, va bene, ma anche creando dei banchetti pubblici.